Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'opinionista, volto televisivo, firma della Verità e del Timone, Fabio Dragoni, che dovrebbe già essere con noi. Ci sei, Fabio? Buongiorno Giovanni, a te e ai tuoi ascoltatori. Bentornato su Radio Libertà. Allora introdurrei così la nostra chiacchierata. Questa è stata, ahimè, una settimana di grande gaudio per gli statalisti di tutte le latitudini, no? Ahimè, a volte anche latitudini trasversali che non appettiscono solo a sinistra, diciamo, perché la settimana in cui abbiamo scoperto che lo Stato sostanzialmente semplificando, ti può togliere i bambini per il tuo stile di vita. Almeno questa mi sembra la fotografia, ma ne parleremo, e può anche, diciamo, introdursi nelle tue lenzuola per valutare secondo per secondo, no, l'attualità del consenso, ma parleremo anche di questo. Però in primis volevo sapere da te cosa rappresenta a tuo giudizio la storia di questa ormai diventato un sintagma unico, no? La famiglia nel bosco, che però hanno un nome e un cognome, sono una mamma e un papà e tre bambini. Cosa rappresenta anzitutto questa storia dal tuo punto di vista? Innanzitutto gioisco del fatto che non abbiamo le consuete e consunte etichette giornalistiche che mettono il suffisso poli o gate. Qui abbiamo la casa nel bosco, che sembra quasi una sorta di favola, perché in effetti è una sorta di favola, però che non ha un lieto fine. Allora, che considerazioni faccio? Ma la prima mi viene un po' da ridere, perché se 2 anni fa, 3 anni fa, Giovanni, ci avessero detto che noi ci saremmo trovati a difendere una famiglia, diciamolo così, un po' di fricchettoni, ok? Certo. Di questo stiamo parlando, no, ci saremmo messi a ridere. E invece no. E qui il vero problema è che, come hai detto giustamente te, con una leggerezza che fa spavento, questi bambini, che purtroppo non è l'unico caso, vengono tolti alle loro famiglie con una leggerezza, concerta proprio la grande scioltezza con cui si prendono questi provvedimenti, semplicemente perché questa famiglia non ha uno stile di vita che io, come te, come la stragrande maggioranza degli ascoltatori, non solo di Radio Libertà, non condurrebbero mai. Ma non esiste al mondo. Cioè, revocare la patria potestà ad una persona lo fa in presenza di situazioni gravissime, e quindi stiamo parlando della sicurezza, stiamo parlando di abusi nei confronti dei figli. E questa è una situazione che sconcerta, e qui secondo me dovremmo arrivare prima o poi ad aprire un altro capitolo. Il capitolo è quello delle case famiglia. Per carità, ci sono realtà che funzionano, la maggior parte delle realtà funzionano, ma non scordiamoci mai che le case famiglia fanno parte di un indotto dove un bambino frutta dai 120 ai 150 euro al giorno. Cioè, vuol dire che un bambino in una casa famiglia, l'arco circa sono 4.000 euro al mese. Cito un articolo pubblicato ieri sul giornale. E te capisci che 3 bambini sono 12.000 euro al mese, e 12.000 euro al mese sono 144.000 euro all'anno. Si potrebbe dire piatto ricco, micificco, perché non c'è solo l'indotto dell'immigrazione, c'è anche questo tipo di indotto. E io su queste situazioni qualche problema me lo pongo. Infine, come hai detto giustamente te, togliere i bimbi alla famiglia è sostanzialmente il modo più atroce, dispotico e primitivo in cui lo Stato rivendica la propria supremazia sui figli. Quindi è un attacco frontale alla famiglia, perché la famiglia è vista come un luogo, per carità, nessuno sta facendo l'idealizzazione della famiglia,
del Mulino Bianco, per carità. Ci sono situazioni purtroppo molto brutte in tante famiglie, però la famiglia è vista da parte di questa cultura come un luogo in cui effettivamente si resiste. Cioè la famiglia precede lo Stato e lo Stato questo non lo può tollerare. Quindi abbiamo uno Stato dispotico e distopico che, se necessario, ruba i bambini. Ed è tipico di tutte le dittature quello di rubare i bambini alle famiglie, ovviamente nascondendo il tutto con nobili motivazioni. Sì, chiaramente. Beh, in effetti è un termometro, forse è il termometro migliore, no, per capire se siamo in uno Stato autoritario o peggio totalitario oppure in uno Stato liberale, no? Cioè, esatto. E mi verrebbe da dire anche questo, perché tante volte noi siamo critici nei confronti della destra, no? Certo. Siamo la destra di essere stupida da un punto di vista culturale, di non avere un pensiero proprio. Beh, in questo caso bisogna dare atto alla destra di aver dimostrato di avere una bussola, cioè di avere una cornice, mentre invece è proprio la sinistra che, dovendo gioco forza sostenere qualcosa che non sostiene la destra, arriva anche a negare i più basilari principi di civiltà. Cioè, se ci fai caso, Giovanni, una delle due o tre sono le argomentazioni che si fanno a sinistra. Innanzitutto invitano alla cautela. No, un momento. Cioè, se si invita alla cautela, la prima cosa da fare non è revocare a cuor leggero la patria potestà ad un padre. Cioè, non è un esempio di cautela, diciamo. Esatto. Non è proprio un esempio di principio di cautela o di prudenza. Poi un'altra cosa che ti dicono è ma l'ordinanza è motivata. Cioè, ci mancherebbe altro che non fosse motivata. Come dire? Cioè, ci mancherebbe altro che non fosse. E poi dicono, però si può sempre ricorrere. Ora, non è che siccome abbiamo, speriamo, per tempo e per tanto tempo, un sistema giudiziario che ci consente di ricorrere, che si può accettare a cuor leggero tutto. Sì, tanto puoi sempre ricorrere, sì, ho capito. Cioè, metti in galera una persona innocente, sì, ma tanto puoi sempre ricorrere. Cioè, non è che siccome si può sempre ricorrere, cioè, ogni cosa debba essere accettata supinamente. In questo la sinistra la vedo in difficoltà. E poi c'è un aspetto, un aspetto clamoroso, che è questo. Siccome ci hanno rotto le scatole per anni con il Green Deal, con il verde, con quest'altro. Allora, qui siamo in presenza di una famiglia che vive nel verde. Mi verrebbe da dire, è una famiglia che mette di fronte la sinistra al suo mondo. Cioè, la sinistra, guardando quella famiglia, dovrebbe innanzitutto dire, se seguissimo le nostre ricette, noi dovremmo fare quella vita lì, perché questo è, siccome loro vogliono un mondo solo a rinnovabili, ok? E quella sarebbe lo stile di vita che ci aspetta. E questo a loro dà noia, perché il caso della famiglia di Palmoli li mette di fronte alla loro contraddizioni e alla loro inconsistenza, protervia, follia, cioè non gli va che gli si sbatta in faccia la realtà. Quindi quella famiglia ci fa plasticamente vedere come dovremmo vivere in un mondo di Teresa Ribeira e Timmermans. Loro ovviamente vanno con i jet, però noi dovremmo praticamente vivere a quel modo. E questa è una considerazione. Seconda considerazione, la sinistra concepisce il verde sostanzialmente come un sistema dirigistico di orientare la vita delle persone. Cioè, ho usato un'espressione colorita, ma tanto qui si può usare un po' più liberamente, visto che questo è il titolo della trasmissione.
Cioè, anzi sei invitato a farlo. Esatto, il verde è una scusa per rompere i coglioni alle persone. Cioè, cos'è per loro il verde? È la pista ciclabile, fammi il nome di una via di Milano, dove una pista ciclabile non c'entra nulla, per loro è quello il verde. Cioè, il verde per loro è la ZTL Premium che è ancora più ZTL della precedente ZTL. È questo il verde per loro. Cioè, il verde per loro è una scusa per entrare a piedi pari ed orientare la vita delle persone, orientare i comportamenti, che è il modo più invadente per entrare nella sfera delle persone. Mentre invece se c'è una famiglia che vive nel verde, che non rompe scusi i termini, non rompe le scatole a nessuno, perché non rompe le scatole a nessuno, e quello non gli va bene. E la cosa più incredibile, che guarda a far riflettere questa, e il sindaco di Palmo gli dice, ma insomma c'è un modo perché possano riavere quei bambini e se questa famiglia si trasferisce in centro. Cioè vabbè, capire, grazie. comprendo lo spirito con cui il sindaco fa questa cosa, ma a me sembra una sorta di curioso riscatto, come dire, tu fai quello che il sovrano ti dice, dimostra fedeltà al sovrano, dimostra fedeltà al tiranno, obbedisci e riavrai i tuoi figli. Ma è pazzesca questa storia, cioè questa storia è pazzesca, e senza considerare, Giovanni, che se andassimo nel dettaglio di quella ordinanza troveremmo tante lacune. Una su tutte, si lamenta il fatto che i bambini non facciano vita sociale. Premesso che poi non è del tutto vero, che poi non è del tutto vero. Esatto. Premesso che ci sono testimonianze del fatto che questi bambini si relazionino con altri bambini perché frequentano altre compagnie, la relazione dell'assistente sociale dice ma non frequentano la scuola e quindi non possono avere vita sociale. Allora fermi tutti, ribadiamo un concetto fondamentale, che la scuola parentale è un istituto previsto dal nostro ordinamento e quando una famiglia sceglie l'istituto della scuola parentale lo fa d'accordo con l'istituto scolastico. Quindi questi signori non si sono neanche premurati di verificare una cosa basilare che poi il ministro Valditara invece ha verificato, e cioè che la scelta dell'istituto della scuola parentale, cioè fare la scuola a casa, era avvenuta a regola d'arte. C'è solo un punto su cui la famiglia è oggettivamente meno difendibile, è quando ha provato a trattare economicamente sui figli, perché però di nuovo quando ha detto sì va bene, volete sottoporli a dei controlli medici, mi date 50.000 euro a figlio. Qui oggettivamente, allora, qui la cosa è un po' curiosa. Innanzitutto, se i figli sono sani, cosa vai a rompergli le scatole? Cioè, giustamente, io dal medico ci vado quando sto male, cioè, e quindi, insomma, cioè, come tutti del resto, no? Quindi questa cosa. Quindi lì la famiglia sicuramente, però io intravedo in quel gesto della famiglia come un modo molto primitivo, ma duro, di difendere la propria realtà, di difendere la propria comunità. Ecco perché io trovo, diciamo, una volta tanto lo posso dire, la destra ha dimostrato di avere un pensiero forte su questa vicenda. E quindi secondo me chi ne esce male più imbarazzata è la sinistra, perché cioè, stavolta la destra non puoi dirgli che non ha avuto una bussola, che non ha avuto un pensiero forte, che non ha avuto un concetto da difendere. E tutto sommato, diciamocela tutta, questa famiglia del Bosco, cioè voglio dire, si sarebbe potuta tranquillamente ignorare. Sì, no, diciamo che in questo caso hanno tenuto la trincea valoriale che era chiaramente in ballo. Ecco. Esatto. Cioè si sarebbe potuto, questo è un fenomeno che potrebbe essere, diciamo, come dire, essere stato trascurato dal mondo mediatico, perché purtroppo in realtà ce ne sono. Invece c'è da dire che
a destra, anche esponenti di governo, e non è una cosa non scontata, hanno avuto il coraggio di difendere una situazione di questo tipo. Mi verrebbe da dire, con una battuta, ma non so quanto battuta, cioè, se questa famiglia avesse scritto fuori da quella casa centro sociale antifascista, nessuno gli avrebbe rotto le scatole. Quindi proprio nessuno gli avrebbe rotto le scatole. E poi ovviamente... Guarda, su questo metto 2 mani sul fuoco, su questa tua affermazione, e ci fermiamo solo 30 secondi per un mini spot, ma torniamo subito con Fabio Dragoni. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci, bentornati a Parlando Liberamente con Fabio Dragoni, con il quale stiamo affrontando il caso della famiglia nel bosco. Secondo me tu prima hai toccato uno snodo culturale cruciale di questa vicenda, no? Che è l'involuzione, la contraddizione di un certo pensiero di sinistra. Io ho trovato molto interessante a questo proposito una immagine del filosofo francese Alain Finkielkraut, no? Il quale dice: guardate che i cretini, gli ecologisti, gli ecotalebani, diciamo pseudo-progressisti, non conoscono la natura, cioè la natura vera, materiale, autentica, quella che frequenta la famiglia nel bosco. Conoscono la biodiversità, gli ecosistemi, no? Una sorta di ambiente asettico idealizzato che corrisponde molto più, come dicevi tu. Pronto? Attenzione, abbiamo forse perso Fabio Dragoni? Sei con noi, Fabio? Ok, lo recuperiamo subito, anche perché stavamo affrontando proprio il cuore della contraddizione, no? Rispetto a questa vicenda obiettivamente inquietante dei figli al momento sottratti a una famiglia, perché questo è sostanzialmente, per il suo stile di vita, perché questo è stile di vita che peraltro chi vi parla non perseguirebbe, non riuscirebbe a perseguire, ma sicuramente non vuole neanche perseguire per mezz'ora. Ma questo non c'entra niente, ovviamente. La libertà, anzitutto la libertà dell'altro, no? Se no, come dire, siamo all'interno di una presa in giro nel migliore dei casi, o di una distopia nel peggiore dei casi. Ma dovremmo riavere con noi Fabio Dragoni. Scusami, è caduta Eccomi. No, ti dicevo, la tua ricognizione sull'involuzione culturale della sinistra mi faceva venire in mente un'immagine secondo me azzeccatissima del filosofo francese Alain Finkielkraut, il quale dice: guardate che, diciamo, i cretini, gli ecotalebani che vanno per la maggiore non conoscono la natura autentica, materiale, quella in cui vive la famiglia nel bosco. Conoscono la biodiversità, gli ecosistemi, cioè un ambiente asettico idealizzato che poi non esiste davvero, corrisponde molto di più a quelle che tu chiamavi un po' pattuglie da ZTL, no? Mi sembra una contraddizione che questa vicenda fa venire al pettine in modo definitivo. Esattamente così. Quando noi del resto, cioè questa cultura, come dici te, è innamorata di concetti come appunto biodiversità, cioè già quando la Corte dei Conti ti tira fuori concetti come habitat e biodiversità nel motivare il perché ha detto no lato suo al ponte sullo Stretto di Messina, già da questo capisci il tipo di lavoro culturale che è andato avanti negli anni. Ma questo tipo di cultura, Giovanni, concepisce l'uomo sostanzialmente come l'essere sbagliato su questo pianeta. Ora, per carità, noi uomini ne facciamo tante di fesserie, quindi spesso e volentieri l'ambiente non lo rispettiamo, buttano
la spazzatura dove non la dovrebbero gettare, ma la bellezza della natura è quasi sempre frutto dell'intervento dell'uomo. Cioè, se tu vedi le meravigliose colline della Toscana in aprile, quando il verde sboccia e i cipressi sono come dei pennelli, e lì c'è la mano dell'uomo, anche quando spesso noi ammiriamo i paesaggi della natura, c'è sempre la mano dell'uomo. Quindi questo è fondamentale, e soprattutto, come hai detto giustamente te, non è che è solo l'uomo che ha da puzzare, anche la natura, cioè abbiamo quest'idea, la natura che bella, no, perché se stai in campagna ti misuri con il sudore, ti misuri con gli escrementi degli animali, ti misuri con le zanzare, insomma ti misuri con tutta una serie di realtà che non sono minimamente toccate da la pala eolica, la pista ciclabile, cioè concepiscono il verde, ripeto, come un modo di orientare la vita all'interno di contesti urbani, ma non hanno la più pallida idea di che cosa sia. E tanto è vero che quando è che vanno al manicomio? Vanno al manicomio se una famiglia vive nel verde e li ignora. Cioè, questa famiglia ha scelto di vivere nel verde, io non lo farei mai. Cioè, non stiamo a perdere, Giovanni, il nostro prezioso tempo a dirci che quella non è una suite dello Sheraton, lo sappiamo tutti. Cioè, sì, lo avevamo intuito, sì. Ecco, non è questo il punto. Quindi sì, c'è una visione molto, come posso dire, veramente ignorante della natura, che ignora il fatto che l'uomo è quasi sempre necessario. Quindi non esiste una bellezza della natura che prescinde dall'intervento dell'uomo, a meno che non si parli delle cascate del Niagara o delle cascate in Umbria, per carità, lì non c'è opera dell'uomo, ma a parte questo anche la bellezza della natura è quasi sempre frutto di una interazione non magica, faticosa tra il lavoro dell'uomo e la natura. I nostri agricoltori, non voglio farla troppo retorica, però gli agricoltori custodiscono, conservano e valorizzano il patrimonio della natura, ma c'è la loro mano, è la loro mano che ci consente di ammirare anche paesaggi naturali che diciamo, guarda che bella la natura. No, non è la natura, è l'uomo, le coltivazioni, questo è opera dell'uomo, perché se noi lasciassimo campo libero alla natura senza intervenire, vedremmo sterpaglie, cioè perché poi la natura, voglio dire, i suoi spazi se li riprende sempre. Se te lasci un edificio disabitato, dopo 5 anni è coperto di sterpaglie, cioè quindi la natura non ha bisogno di essere protetta. Noi semmai dovremmo proteggerci dalla natura, perché la natura, come diceva uno famoso, è anche matrigna, come diceva Giacomo Leopardi. Cioè, quindi diciamo uno che aveva qualcosa da dire in più perfino di Greta Thunberg, via, diciamo così. Un filino. No, ti volevo chiedere, anche a me ha colpito onestamente un altro aspetto che ha a che fare con un doppiopesismo palese, però no, visto che alcuni, compreso l'Associazione Nazionale Magistrati, che è molto loquace in questi giorni, settimane, ovviamente hanno detto si è fatto bene a intervenire perché l'obbligo scolastico, che poi sarà rispettato, le condizioni igieniche, la socialità. Beh, però scusami, io mi domando, allora se parliamo di obbligo scolastico violato, condizioni dei minori, socialità negata o addirittura violenze esplicite, io non posso non pensare ai campi rom o a certe enclavi di certe comunità islamiche dove le bambine e le ragazze sono segregate, picchiate, a volte uccise se non mettono il velo. Da dove nasce questo doppiopesismo, mi viene da chiederti? Esatto. Allora, cominciamo innanzitutto con il dire che far rispettare un'ordinanza ad una famiglia di 5 persone con 3 bambini
è molto più semplice che non far rispettare un'ordinanza in un campo rom, dove certo. non è che entrando con un'ordinanza che risolvi il problema. Cominciamo subito Ma qui si ritorna di nuovo al fatto che la sinistra non riesce a avere un pensiero di common sense, direbbero gli americani, di buon senso. Cioè, in un certo senso la destra non è che ha elaborato chissà quale pensiero per prendere voti, perché la destra sostanzialmente, centrodestra, destra, come la chiama la Gruber, chiamatela come volete. Cioè, questa roba qui è sempre stata la maggioranza nel paese. Lo era ai tempi della Prima Repubblica, lo è stata ai tempi di Berlusconi e lo è tuttora ai tempi di Giorgia Meloni. Tant'è vero che le uniche due volte, sottolineo, le uniche due volte in cui la sinistra ha vinto sono state nel 1996, ma ricorderete tutti che la Lega si presentava da sola, e se la Lega si fosse presentata insieme al centrodestra avrebbe vinto il centrodestra, e nel 2006 vinse per il rotto della cuffia, cioè si parla di 18.000 voti che hanno assicurato un premio di maggioranza, ma poi la situazione non ha retto. Quindi perché la destra in Italia è maggioranza? Non perché sono dei fenomeni, ma perché intercettano il buon senso, e il buon senso è quello che dicevi te. Cioè, questi discorsi i magistrati dovrebbero farli per motivare degli interventi dentro i campi rom. È questo che dovrebbero fare. Ma siccome questi sono temi cari a destra, ecco che si rispolvera la gloriosa e sempiterna accusa di razzismo. Quindi in un certo senso la destra è buon senso, common sense, con tutti gli errori che fa, con tutti gli errori che fa. Però la sinistra in questa battaglia culturale è costretta ad andare contro il buon senso. E nel momento in cui vai contro il buon senso, di fronte ad un evento come quello di Palmoli, puoi solo dire ci vuole prudenza. All'anima della prudenza gli avete tolto figli. Ma si può sempre ricorrere. Grazie al Cappero, figurati se non si può ricorrere. Ma l'ordinanza è motivata. Sì, ma è motivata, ma sono proprio le motivazioni che gridano vendetta. Ecco perché questo doppiopesismo, perché la destra semplicemente sposa concetti di buonsenso, cioè che li comprendono tutti, e si arriva al punto di dire che uno può percepire anche il proprio sesso. Cioè, io dico sempre una cosa, che una persona che si è fermata alla quinta elementare non crederà mai che un uomo possa partorire o allattare. Uno che ha studiato sociologia ad Harvard, sì, ecco qual è il problema. Il problema sono veramente, come direbbe Boni Castellane, due mondi. Quindi non c'è solo due pesi, due misure. Ci sono proprio due mondi plasticamente non comunicanti tra di loro. Sì, mi pare una fotografia azzeccata. A proposito di buonsenso violato o capovolto, volevo anche fare un accenno con te al polverone, no, rispetto alla legge sul consenso, che stava per essere approvata in fretta e furia sulla onda emotiva, no, della giornata contro la violenza delle donne, onda emotiva legittima e comprensibile, ma che insomma non può dettare in toto l'agenda politica, addirittura dal punto di vista tecnico-giudiziario, no, su un provvedimento del genere. E a me sembrerebbe, non so cosa ne pensi tu, ma a me sembra onestamente una violazione del buonsenso pensare che in assenza ovviamente di minaccia costrittiva, violenza fisica, palese condizione di inferiorità, anche in assenza di tutto questo, la parola, basti solo la parola della donna per cui nel momento X del rapporto non stava dando il consenso attuale per, l'hanno detto seriamente dei magistrati importanti, per costituire una prova addirittura della violenza. Beh, insomma, mi sembra una violazione del buon senso e forse anche cosine residuali come la presunzione di innocenza. Ma tu come la vedi? Ma innanzitutto la domanda che mi faccio è:
Ma a che serve una legge di questo genere? Cioè, domanda, perché nel momento in cui si parla di violenza sessuale, io mi aspetterei, e tutti i nostri ascoltatori si aspettano, avere più uomini intorno alla stazione di Milano, buttare fuori, prendere atto del fatto, perché siccome si dà patenti di negazionismo, cominciamo a dire che c'è un legame forte fra violenza ed immigrazione incontrollata, dal momento che oltre il 40% dei reati di violenza sessuale sono commessi da stranieri, che però in Italia sono solo il 9%, quindi elementare conoscenza della statistica ti fa capire che la propensione alla violenza sessuale per quanto riguarda certe etnie è più grande della nostra. Ma a parte questo, cioè se si parla di violenza sessuale, io mi aspetterei che si facessero cose concrete su questi temi, quindi iniziative. Invece, cioè, qui siamo di fronte a una legge che secondo te, io sfido chiunque, di nuovo richiamando il buonsenso, il magrebino e l'egiziano che è solito violentare, secondo te una legge del genere che gli fa? Tanto per cominciare, punto primo. Punto secondo, allora, anche qui di nuovo non stiamo a perdere il nostro prezioso tempo. Che ci voglia il consenso lo sappiamo tutti, ma se tu hai un rapporto sessuale con una ragazza e domani questa ragazza dice io ho voluto iniziare a fare l'amore con lui, poi a un certo punto non ero più convinta, tu come fai a dimostrarla una cosa del genere? È impossibile dimostrare una cosa del genere. Ma ti dirò di più, immaginati una qualsiasi causa di divorzio, cosa non può fare la moglie? Dire quest'uomo mi ha violentato per anni. Cioè è una cosa senza alcun senso, cioè lo si comprende benissimo, cioè è una prova impossibile da dimostrare. E questa è una considerazione talmente evidente, e qui oggettivamente, meno male, la destra si è riavveduta, meno male Matteo Salvini si è ravveduto perché nel momento in cui è stata approvata all'unanimità alla Camera, ovviamente io sono rimasto sconcertato come tanti, ma come noi sono rimasti sconcertati avvocati, cioè gli avvocati stessi hanno detto guardate che è impossibile. Allora anche qui cosa dicono loro? Dicono no, ma guardate che c'è una giurisprudenza affermata che sancisce il principio che ci debba essere il consenso libero e attuale. E grazie al cazzo, questo lo sappiamo tutti. Cioè, cos'è la giurisprudenza? Ricordiamolo a chi ci ascolta, a chi non lo sa, ma credo lo sappiano tutti. Cioè, la giurisprudenza è un pensiero che si sedimenta e che diventa, diciamo, importante ai fini delle decisioni, che sono le varie sentenze. Ok? Ci sono le varie sentenze. Quindi le varie sentenze, a un certo punto la giurisprudenza individua un principio a cui i giudici si attengono, ma la giurisprudenza nel tempo cambia in base agli umori, cambia in base alle pressioni, cambia in base alle pronunce, cioè la giurisprudenza si evolve o involve a seconda dei punti di vista, però la giurisprudenza cambia. Se noi invece andiamo a cristallizzare in quella norma che non serve a nulla se non a fare polemica, un concetto di questo genere, tant'è vero che un magistrato, mi sembra si chiami Roia, che si occupa di casi di violenza sessuale, ha detto tranquillamente sì, ora l'onere della prova spetta all'accusato. Ma come? Cioè, te mi accusi e io devo dimostrare che sono innocente? Cioè, e non sarò mai in grado di dimostrare che sono innocente. Quindi ben venga questo risveglio, ben venga tutto, perché oggettivamente stavolta la destra ha dimostrato qui sì sudditanza culturale e sciatteria nel seguire questa boldrinata, però poi si è ravveduta e ha compreso, anche grazie alle riflessioni di giudici, magistrati, avvocati, giornalisti, opinionisti, persone per bene, elettori, aveva capito di averla letteralmente pestata. Quindi mi viene da dire anche un'altra cosa,
meno male che c'è il bicameralismo perfetto, perché tante volte diciamo il bicameralismo è una inutile perdita di tempo. No, da retta. Certe volte il bicameralismo serve come, meno male il Senato ha avuto il coraggio e l'ardire di dire lasciamo perdere su questa legge, ne riparleremo, ecco. Mi viene da dire questo, non so come la vedete. Sì, no, assolutamente. Diciamo che quando ho sentito frasi come quella di Roia, che è il presidente del Tribunale di Milano e non è l'ultimo magistrato di provincia, esatto. Cioè, l'intera opera di Cesare Beccaria ha preso fuoco. Perché, ha preso fuoco, per autocombustione, esattamente, ha preso fuoco. È un caso veramente di capovolgimento. Tra l'altro, in chiusura mi viene anche da chiederti, non è una, diciamo, relativizzazione, anche un'offesa verso i veri casi di violenza e di stupro, che è uno dei reati più orrendi, inumani, e che andrebbe punito con pene spesso superiori a quelle che vedo. Anche nei casi di minori stuprate vedo pene ridicole. Non è un insulto anche ai casi autentici di stupro questa edulcorazione della cosa? Bravo, perché vedi, nel momento in cui cominci a dire che tutto è stupro, e nulla è stupro. Cioè, ragazzi, una cosa è lo stupro, la violenza. Ce ne sono situazioni tipo quella cosa orrenda dove hanno costretto il fidanzato a vedere mentre veniva violentata la sua donna. E questa è una cosa orrenda, terribile, che grida vendetta. Cioè, io divento Rambo veramente, anche se non ho mai preso un mitra, cioè non ti dico che gli farei a quelle persone, cioè non te lo dico veramente, credo anche te, credo anche tanti che ci ascoltano. È una cosa inimmaginabile. Esatto. Una cosa è la percezione retrospettiva che può avere una donna di un rapporto che lo ha fatto, ma non avevo mica poi tanta voglia, forse anche, cioè si stabilisce il concetto proprio che di fatto una donna può retropercepire un rapporto avuto, e sono due cose completamente diverse. Cioè, quante volte una donna può dire sì, ci ho fatto l'amore ma non mi andava? Ecco, domani ci ho fatto l'amore ma non mi andava, potrebbe voler dire, sai che c'è? Quella lì è violenza sessuale, perché in quel momento non c'era il consenso libero attuale. Cioè, si capisce che sono due cose completamente diverse, e che si ritorna al punto di partenza. Che cazzo di senso ha una legge del genere? Cioè, quale senso ha? Ma si parlasse di come rendere sicure le nostre strade, ma si parlasse di come renderle veramente sicure, di come rispedire a casa queste bestie e questi delinquenti, che caspita di senso ha una legge di questo genere? Cioè, io me lo domando ancora, se non alimentare uno sterile dibattito. Sì, indubbiamente è, come dire, una questione da tic ideologico, quantomeno così articolata. Tra l'altro poi si arriva a derive francamente comiche, perché accusare chi ha frenato questo processo, no, di difendere la cultura dello stupro, se io penso a Giulia Bongiorno, francamente, madrina del codice di violenza, come tutte le leggi, ma come tutte le leggi manifesto, no? Sono tutte le leggi manifesto, allora non è che se io sono contrario ad una legge del genere sono a favore dello stupro, ma è questo, ma guarda, non è neanche da commentare, cioè è solo da mandarla a fare in culo. Commentare, non c'è neanche da commentare. Possiamo accordarci su questo finale, come dire, poco eufemistico, ma fondato, abbiamo spiegato perché. Io ti ringrazio molto di questa chiacchierata. Ringrazio voi e tutti gli amici di Radio Libertà, un abbraccio. A presto, buon lavoro. Ciao.